Tubercolosi a scuola, 400 genitori a Motta di Livenza per incontrare il super esperto chiamato dall'ULSS 2 ed emerge un retroscena. La maestra a caso indice non si curò per mesi, terrorizzata dall'idea di avere un tumore, non un male infettivo. Genitori tra domande e paure, intanto i medici confermano l'eccezionalità di un caso che ha portato l'ULSS a varare un piano di controllo che potrebbe diventare modello di livello nazionale. Casa Pound annuncia la presenza e la commemorazione del bombardamento di Treviso, la sinistra in piazza contro il neofascismo, insorge, i responsabili di quei morti sono loro, attacca l'ANPI. Grave infortunio a Salgaredo, operaio di 43 anni batte la testa contro il gancio di un container e finisce all'ospedale con un serio trauma cranico, indagano i carabinieri. Morto nel sonno a 42 anni l'ex capitano del rugby Villorba, Giuliano Simeonato, sotto shock un'intera comunità, i funerali lunedì alle 16. Un sondaggio nazionale conferma l'83% degli italiani vuole le Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina Milano, intanto oggi nel capoluogo lombardo si è conclusa la settimana di sopralluoghi dei commissari del CIO. Lunedì a Cairano sarà abbattuto il grande albero all'incrocio principale del comune, una pianta secolare a cui la gente è molto affezionata. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano c'è il caso tubercolosi a Motta di Livenza. Questa mattina la Pala Sport di Motta di Livenza, per riuscire a contenere tutti, 400 genitori faccia a faccia con il super esperto chiamato dall'ULSS 2 per fare il punto della situazione. Un vertice, un faccia a faccia nel quale emerse non soltanto la peculiarità, la caratteristica davvero particolare di questo focolaio, ma anche emerso il retroscena della causa che ha portato la maestra, caso indice, ad essere così malata. Ma allora vediamo, nel primo servizio facciamo il punto già con il primo servizio. Ore 8:30, i gradini del Palasport di Motta di Livenza sono già riempiti per il secondo incontro organizzato dall'ULSS 2 per fare il punto sul focolaio di tubercolosi identificato nella scuola elementare. 400 persone tra mamme, papà e nonni intervenuti in cerca di ulteriori rassicurazioni. Presenti i componenti dell'equipe dell'ULSS che sin dal 5 marzo, quando è stato scoperto il primo caso, sta seguendo la vicenda insieme al massimo esperto in materia dell'Istituto Superiore di Sanità. Tocca poi al dottor Sandro Cinquetti, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ripercorrere la storia di questo focolaio fino alle ultime novità di ieri, con i 2 casi positivi al test Mantù tra gli studenti di prima media. Questi 2 bambini positivi, questi 2 ragazzi di prima media positivi alla Mantù, ieri alle 17:30-18 hanno eseguito la radiografia del torace, entrambe le radiografie sono negative, quindi la storia qui praticamente si chiude. Il 20 maggio verranno nuovamente sottoposti al Mantù tutti quelli che erano risultati negativi nella prima fase, mentre si sta valutando se sottoporre al test anche i ragazzi, un centinaio, usciti dalle elementari nel 2017 e attualmente in seconda media. Quasi certamente martedì li sottoporremo a Mantù e venerdì leggeremo la Mantù. E poi la volta del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, che ha sottolineato come si sia davanti ad un caso molto particolare. Non è comune effettivamente avere una situazione in cui una maestra si ritrova ad avere una tubercolosi attiva. Unicità ribadita anche dal direttore di microbiologia dell'ULSS 2 Roberto Rigoli. È un caso che io non ho mai visto in 35 anni, cioè il vetrino è un vetrino molto carico, elevatissimo, e quindi questo spiega la produzione di quello che è successo. Il professor Rezza ha poi fatto un plauso all'ULSS per come è stata gestita la vicenda e per il lavoro dei laboratori di microbiologia all'avanguardia a livello nazionale, parlando poi di un caso da portare ad esempio. Segnalare in questo caso sia l'attenzione nazionale che anche internazionale è importante, noi lo segnaleremo, lo prenderemo in considerazione anche la possibilità di evidentemente di adottare delle procedure diverse. Il dottor Cinquetti ha alla fine aggiunto come, terminata la gestione di questa fase acuta, ci sarà spazio per ulteriori ragionamenti. Questi sono anche esempi che ci possono condurre a fare delle proposte di carattere nazionale, perché decidere di controllare l'intera popolazione scolastica. Vedremo nelle sedi, nei modi, nei tempi più opportuni quali sono questi percorsi. Ed è emerso, quando è stato il turno dei genitori di parlare ed hanno espresso la loro rabbia nei confronti della maestra, caso indice per il ritardo con il quale la donna si è sottoposta ai controlli nonostante il suo stato di salute, ed è emerso proprio in quel momento la verità sul perché era arrivata ad essere così
in queste condizioni così gravi. È emerso che la donna temeva di avere un male incurabile e quindi era terrorizzata dall'idea di essere visitata da un medico e per questo per mesi non si è fatta visitare. Emerge tra i presenti al Palasport il senso di insicurezza, la paura di non essere in grado di proteggere i propri figli da una malattia, la TBC, che si pensava lontana dai nostri territori. E poi c'è la ricerca di possibili responsabilità. Così durante gli interventi alcuni genitori tirano in ballo la maestra, considerata dai sanitari il caso indice del focolaio. Io ritengo inaccettabile che questa possa essere veicolo di infezione già nel 2018. Col calo di peso, con la tosse da 4-5 mesi, sì, insomma stava malissimo, è una scelta personale, sono d'accordo, ma se tu lavori in una scuola, dove ti studenti, è una cosa che è impossibile da pensare. A difesa della maestra, le considerazioni del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza. Non è stato un atto volontario, c'è stata, non so se più trascuratezza o più paura, questa persona probabilmente pensava di avere un'altra malattia, quindi aveva paura che venisse diagnosticata una malattia molto grave, devo dire più grave, la tubercolosi. Ipotesi confermate anche dalla dottoressa Esther Kermaz dell'ULSS 2, che ha successivamente visitato a domicilio l'insegnante una volta scoperta la malattia. I familiari, devo dire, erano da mesi che insistevano a farla vedere, ma lei appunto per quei meccanismi che abbiamo sentito prima, che probabilmente di tipo psicologico si sono sviluppati, non l'ha più fatto. Ma anche i genitori, i cui figli sono risultati positivi al test Mantù, difendono a spada tratta la maestra. Non possiamo negare il fatto che per noi è una brava maestra dal punto di vista di insegnamento. I nostri bambini sono stati educati ed istruiti in maniera adeguata. Questa mamma, il cui figlio è risultato positivo al test, invece ringrazia l'ULSS per la gestione dell'intera vicenda. Non abbiamo altro che da ringraziare il reparto di pediatria e l'ULSS 2 in generale, proprio per come siamo stati seguiti, a questo lo ribadisco. Durante l'incontro poi alcuni genitori hanno chiesto se alla luce di quanto accaduto non si possa pensare a controlli o percorsi preventivi per gli insegnanti. Perché sono paesi che stanno ancora vaccinando i bambini. Il vaccino che attualmente è disponibile è un vaccino, diremmo un po' farlocco, non è un vaccino molto buono. Si usa nei neonatini in genere in Africa, nei bambini più grandi e negli adulti si tende a non vaccinare proprio perché l'efficacia di questo vaccino è estremamente limitata. Affronteremo queste micro questioni anche per quanto riguarda eventuali indagini epidemiologiche di popolazione. Chiudiamo la pagina dedicata al focolaio di tubercolosi, ovviamente lo seguiremo anche nei prossimi giorni. Adesso la cerimonia del ricordo del bombardamento del 7 aprile del 1944, perché parliamo di questo? Ci sono polemiche, domani Casa Pound sarà presente e oggi a Treviso nel pomeriggio è scesa in piazza la sinistra, ANPI e i centri sociali per dire no alla presenza di Casa Pound domani, ma dire no anche alla concessione di sale e spazi pubblici alle formazioni neofasciste. A Treviso ci sono stati 1000 morti determinati dal bombardamento, ma la guerra l'avevano provocata i fascisti, sono loro i responsabili di questo e hanno anche il coraggio di venire a manifestare, è una cosa indecente che va respinta. Nel sabato in cui forze politiche di centro-sinistra, ANPI, centri sociali, scendono in piazza per dare il via alla raccolta firme per vietare sale e spazi pubblici alle formazioni neofasciste, pende sulla vigilia delle celebrazioni del bombardamento di Treviso l'annuncio di Casa Pound. Saremo presenti alla commemorazione e la sinistra insorge. È inconcepibile che per la prima volta in questa città qualcuno tenti di utilizzare politicamente questa commemorazione ed è ancora più assurdo che lo facciano quelli che si autodefiniscono i fascisti del terzo millennio. Una presenza che creerà inevitabili tensioni domani. L'appuntamento in piazza è fissato per le 12:15. Alle 13:05, ora del bombardamento, i rintocchi della campana della Torre Civica ricorderanno ancora una volta le vittime di quel venerdì santo di 75 anni fa. Malgrado dal Comune sia partito l'invito a non politicizzare questa ricorrenza, Giovanni Tonella, segretario cittadino del Partito Democratico, accusa proprio il sindaco Conte. Bisogna dire no
alle forze neofasciste, e io accuso anche il Comune, la Lega, il Sindaco. C'è una tolleranza, una politica che favorisce di fatto la presa di, diciamo così, di presenza da parte delle forze neofasciste, e questo è gravissimo. Dovrebbero chiedere scusa perché i morti di quel bombardamento ricadono sulla coscienza di quelle forze politiche. La cronaca adesso con la paura nel pomeriggio all'interno del centro massaggi dell'hotel Villa Scalabrini a Crespano del Grappa. Sul posto si sono recate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco, Asolo e Bassano a causa dell'incendio scatenatosi all'interno di una stanza della struttura. Ad avere la peggio la proprietaria dello stabile, che è rimasta ustionata dalle fiamme ed è stata poi trasportata all'ospedale per tutte le cure del caso. I danni invece contenuti proprio dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, ancora da valutare le cause del rogo. E ieri sera a Salgareda un grave infortunio. Stava pulendo il piazzale e non si è accorto del gancio di un container. L'uomo, operaio di 43 anni albanese, ha sbattuto violentemente la testa. Ad accorgersi di quanto accaduto altri lavoratori che si sono subito avvicinati per prestare i primi soccorsi. Le condizioni dell'uomo sono apparse gravi ed è stato chiamato il suo M118. Il grave incidente è avvenuto in via Pizzocchera 37 a Salgareda, presso il centro recupero trevigiano, un'azienda che si occupa del recupero di materiale destinato a riutilizzo. Sul posto sono arrivati gli uomini del SUEM che hanno trasportato l'operaio ferito all'ospedale di Oderzo. È stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini dello Spisal che dovranno ricostruire quanto accaduto. Un'altra tragedia è un dramma che ancora una volta colpisce una giovane vita, un ex sportivo, la morte a 42 anni dell'ex capitano del rugby Villorba Giuliano Simeonato, ha gettato nello shock, diciamo, tutta la comunità di Villorba. Doveva discutere la tesi di laurea a Como in ingegneria gestionale fra pochi giorni. L'altra notte ha cenato con la famiglia, poi nato ad Oderzo dalla fidanzata, dove si è consumata la tragedia. Stava dormendo quando si è sentito male, improvviso il malore. La compagna ha chiamato i soccorsi, ma il cuore di Giuliano si è fermato. Il lutto, non solo la comunità di Villorba ma anche il mondo del rugby, le più sentite condoglianze da parte di tutta la società, ha fatto sapere il team di cui in passato era stato capitano. Il funerale si svolgerà lunedì alle 16 presso la chiesa parrocchiale di Villorba. Lasciamo per un attimo la cronaca, adesso una finestra sulla corsa alle Olimpiadi di Cortina Milano 2026, oggi l'ultimo giorno a Milano per la settimana di sopralluoghi del comitato del CIO. It's not very difficult to see that there's a lot of interest here, a lot of support, a very warm welcome. L'inizio a Venezia 5 giorni fa con l'entusiasmo del capo della commissione di valutazione Octavian Morariu, la fine a Milano in queste ore. E la settimana del sopralluogo del CIO per la corsa di Cortina Milano 2026 finisce con un dato chiarissimo su tutti, 83%. È la cifra del sostegno degli italiani secondo il sondaggio che lo stesso Morariu ha presentato. L'83% favorevole alla candidatura. Decisamente una cifra diversa rispetto al 53% registrato nella popolazione svedese per Stoccolma. Mai avuto dubbi? Beh, direi che poi fuga ogni dubbio nelle menti di coloro che pensano che le Olimpiadi siano sprechi o altre robe del genere. Quindi avanti ancora, la comunità è con noi, il popolo è con noi e soprattutto abbiamo un bel progetto e delle belle realtà da promuovere. Mazzaia lancia un appello pure ai media. La squadra siete anche voi. Se qualcuno inizia a sputtanare, questa roba non funziona più. Dobbiamo lavorare insieme fino al 24 giugno. Avete l'opportunità di dimostrare l'orgoglio italiano. Dateci una mano, diamoci una mano. Un appello per una corsa già forte, come ha sottolineato Morariu. Siamo soddisfatti, dice il commissario CIO. La candidatura corrisponde perfettamente all'agenda 2020 che punta a ridurre i costi e massimizzare la sostenibilità. È una straordinaria candidatura. Il team italiano ci ha messo moltissima passione, ha approfittato della propria esperienza. Tutto ciò rende la candidatura di Cortina Milano decisamente molto solida. Una candidatura che ieri ha ricevuto dal governo la lettera di garanzie finanziarie per sostenere il progetto. Sigillo finale. Prossimi passi, mercoledì nuovo vertice a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione, poi, come annunciato dal presidente del CONI Malagò, il 7 maggio conference call con le federazioni degli sport invernali di tutto il mondo riunite a Brisbane. Un vertice di natura tecnica in cui il gruppo di lavoro, così come Stoccolma, dovrà dare delle risposte.
Poi, dice Malagò, prepareremo tutta l'attività e il lavoro per la decisione del 24 giugno a Losanna. Treno partito, prossima fermata, traguardo. Lavorare con solidità, valorizzare le nostre peculiarità, quelle positive, e soprattutto fare le cose in maniera tale che le Olimpiadi arrivino. Il 24 giugno è molto vicino. Pochi istanti di pubblicità, poi un piccolo viaggio tra le elezioni amministrative. Rieccoci in diretta, eletta regionale di Treviso, ripartiamo dalle elezioni amministrative del 26 maggio, andiamo a Mogliano dove non c'è per la corsa alle urne soltanto il centrodestra di Davide Bortolato e il centrosinistra del sindaco uscente Carola Arena, c'è anche il Movimento 5 Stelle con Roberta Longhin. Roberta Longhin, dipendente pubblico, è attiva nel territorio come componente del direttivo del Consiglio di quartiere Mogliano Centro-Nord, ha deciso di mettersi in gioco. Così, fra centrodestra e centrosinistra, entra in scena il candidato del Movimento 5 Stelle. La trasparenza e la condivisione sono i suoi punti forza. Io credo che molto importante sia la condivisione con i cittadini delle decisioni prese dall'amministrazione comunale. E che vengano valorizzati i quartieri, soprattutto proprio sotto il profilo della verifica, della condivisione appunto delle idee, delle cose che vogliono fare poi gli amministratori. Molte le opere che dovrebbero essere realizzate a Mogliano, sanità e sicurezza fra le priorità. Gli interventi sono moltissimi, uno su tutti posso pensare alla riqualificazione del GRIS, perché il problema anche della sanità qui a Mogliano è molto sentito. E poi il discorso del decoro urbano, della sicurezza, molto importante, qui a Mogliano è molto sentita anche, ci sono già dei cittadini che si prestano anche per il controllo di vicinato. A Mogliano Veneto dunque per il momento ci sono 3 candidati sindaco. Roberta Longhin, fra 2 colossi, si definisce il sindaco di rottura. Hanno scritto un sindaco di rottura, probabilmente è vero, perché comunque penso di essere fuori dai giochi, gli altri 2 sono persone già conosciute, io non sono molto conosciuta sicuramente, però credo che già il fatto di far parte del Movimento 5 Stelle sia una carta vincente per noi. Da Mogliano a Carbonera, dove si è presentata oggi la candidata a sindaco del centrodestra, una giovane professionista che punta a una maggiore attenzione alle frazioni. Comincerei dalle piccole cose, dalle piccole manutenzioni gestite bene, per poi passare a una programmazione di breve termine e quella di lungo termine con una serie di opere pubbliche per migliorare viabilità, trasporti e la sicurezza. Ha le idee chiare Federica Ortolan, 30 anni, commercialista, già mamma di una bimba, candidata a sindaco a Carbonera di un centrodestra compatto. Per Ortolan, che sfida il sindaco uscente Gabriele Mattiuzzo, questo genere di gestione è mancato negli ultimi anni. È mancato, si è concentrati sull'edilizia scolastica e si è lasciato perdere tutto quello che riguarda le opere pubbliche e soprattutto sono state abbandonate le frazioni. Il grosso della popolazione, soprattutto la popolazione più meno agiata, di solito non abita in centro e noi vorremmo curare gli interessi di questo tipo di cittadinanza. Ortolani incassa l'aperto sostegno di comune capoluogo e regione. Treviso ha bisogno di avere un circondario di comuni amici e credo che con Carbonera, con Federica Ortolan sindaco, si potranno cominciare tutta una serie di progettualità che vedranno protagonista un intero territorio, non soltanto la città capoluogo. Che oggigiorno per amministrare bisogna avere anche fondi a disposizione, bisogna avere anche un sostegno anche amministrativo che arrivi da altri enti, in particolare appunto le province e la regione. Quindi noi siamo qui oggi a dimostrare tutta la nostra vicinanza. Se le si chiede che sindaco pensa di poter essere, la candidata del centrodestra si definisce così. Deciso, vincente, con energia, che appunto vuole mettere le sue capacità, la sua professionalità a disposizione della cittadinanza. Ha abbandonato i rifiuti in una zona isolata al confine con Porte Grandi, ma nel territorio di Roncade, 8 sacchi neri gettati al di là del guardrail in prossimità di un rientro stradale. L'ecovandalo è stato individuato e dovrà pagare una sonora multa, 915 euro. Si tratta di una persona residente nel comune di Casale sul Sile che appunto dovrà sanare la propria posizione in quanto la sua famiglia non ha mai ritirato i contenitori per la raccolta differenziata né ha mai pagato le fatture emesse per il servizio di gestione dei rifiuti.
E adesso ci spostiamo a Cairano di San Marco, dove lunedì verrà abbattuto il grande albero che da oltre un secolo veglia sull'incrocio principale del comune. Oggi siamo andati a sentire cosa ne pensa la gente, ma anche per immortalare l'ultimo matrimonio a fianco del pino simbolo del paese. È l'ultima uscita di sposi che vedrà il pino di Cairano. Questa secolare pianta, che in realtà dovrebbe essere un tasso, sarà abbattuta lunedì mattina e non ci sono santi protettori, è il caso di dirlo, visto che si trova nel perimetro della chiesa. Il parroco ha stabilito e così sarà. La motivazione è più che mai lecita, l'albero è malato e se dovesse schiantare anche solo qualche ramo, la probabilità che capiti in testa a qualcuno è altissima, come però altrettanto altissima la quantità di cittadini, sindaco compreso, per nulla felici dell'abbattimento. E il primo ad esprimere questi sentimenti è Antonio Marconato, classe 1922, il maestro del paese che quest'albero l'ha quasi visto piantare. L'ho visto piantare qui dove c'è il bar, stanno nelle scuole elementari e io facevo la quinta che hanno piantato il pino lì e il pinetto sul retro del parco qua. E adesso lo tagliano da lunedì? Io so che lo tagliano e mi dispiace perché è il ricordo della mia vita. Poi c'è chi qui ha fotografato quasi tutta la sua vita. Molti ricordi e peccato che lo abbatte. Ma senta, ma perché secondo lei non si poteva salvare? No, hanno detto di no, perché le radici vanno sulla chiesa vanno, però è un bell'albero. Qui pare uscire un'altra verità che ha poco a che vedere con la sicurezza, ma sembra che la sentenza sia definitiva nonostante si tratti di una pianta secolare, oltre che il simbolo del paese. E dice che dà problemi a chiesa, non lo so, pietà. E cosa dice? Mi sembra che va via il simbolo. È il simbolo, però è già stato, tra virgolette, un po' tolto questo simbolo da quando non hanno più fatto l'albero di Natale. Che l'albero venga abbattuto è un fatto che fa male a tutti, compresi gli invitati all'ultimo matrimonio col pino. A questo punto tutti sperano che lunedì torni la pioggia, l'unica in grado di fermare le motoseghe. Come dire che più sui santi non resta che affidarsi a Giove Pluvio, pur di salvare il secolare pino di Cairano. A Codognè adesso per parlare della Hug Bike, la bici degli abbracci, a donarla appunto Asco Trade con l'associazione Oltre il Labirinto per i ragazzi autistici. Due momenti emozionanti, il primo quando Asco Trade ha donato questa mattina la bicicletta degli abbracci al CEOD di Codognè. Un segno di civiltà e un orgoglio personale oltre che della società ovviamente. Siamo contenti che i comuni ci cerchino anche per questa iniziativa, siamo contenti di dare una mano a chi ne ha bisogno, sono convinto che questo è il ruolo delle società del territorio. Un gesto semplice come pedalare, ha spiegato Stefano Busolin, assume un significato profondo per chi vive una disabilità. Il nostro compito come azienda è sostenere il territorio. Dunque arrivata è stata subito provata la nuova Hug Bike, felici e soddisfatte le persone che potranno pedalare in sicurezza. Con la bicicletta loro purtroppo non ci possono andare, gli manca il senso del pericolo. Tandem normale, sedendo dietro, il passeggero ad ogni semaforo rischiava di scappare via, non era controllato, abbiamo detto l'unico modo che abbiamo è passare il passeggero davanti. Per farlo abbiamo dovuto allungare i manubri che avete visto alla bicicletta, il passeggero è seduto davanti, abbracciato dal guidatore che è dietro in assoluta sicurezza in un grande abbraccio, da lì il nome Hug, abbraccio, Hug Bike, la bici degli abbracci. Altro momento importante è stata l'inaugurazione dell'installazione artistica della pace e dei sentieri costellati di pensiero per la pace realizzati dai bambini della scuola primaria Collodi. Non solo, ma nel parco della Mutera è stato anche installato un gioco inclusivo adatto anche ai bambini con disabilità. È tutto per questa edizione del Telegiornale di Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo.
Peggiora nuovamente il tempo, una nuova perturbazione sarà responsabile di qualche pioggia che bagnerà le nostre regioni nel corso di domenica, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto andrà meglio al mattino, ma dal pomeriggio avremo piogge sparse, piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime stazionarie tra 12 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata, specie a partire dal pomeriggio, dove avremo precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Avremo maggiori spazi soleggiati al mattino col passare delle ore, nubi in aumento con qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 19 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.